Le relazioni fra paesaggio e turismo dovrebbero essere definite dagli strumenti urbanistici regionali e comunali con linee guida metodologiche per trasformare tale aspetto, percepito in modo anche negativo per i vincoli imposti, come una vera opportunità per valorizzare il territorio. Cominciamo dall'idea che la principale fonte di energia rinnovabile è evitare gli sprechi. Bisogna, in tale quadro, conoscere che in un albergo serve, per l'energia elettrica, una potenza installata di 1,5 kW per camera, come parametro. Tale parametro include peraltro tutte le necessità per le aree comuni e il condizionamento estivo. Il consumo può essere citato in 5.000 kWh per camera all'anno. Per le caldaie, invece, collegate al riscaldamento e ai consumi d'acqua calda, la potenza installata è di 7 kW per camera. Il consumo è, come parametro, di 5 milioni di kilocalorie per camera all'anno. Spero di non aver indotto con questi dati tecnici tante complessità, ma sono importanti per svolgere un'analisi sia del costo degli impianti che dei consumi durante l'anno. Bisogna, come detto, ottimizzare i costi con le tecnologie per il risparmio energetico e la produzione in autonomia di energie rinnovabili con i sistemi fotovoltaici, le pompe di calore e la cogenerazione, solo per indicare alcune possibili soluzioni. La correlazione fra turismo, ambiente ed energie rinnovabili è una nuova visione strategica, al punto tale che in alcuni esempi europei, ricordatevi quanto sto per dire, in alcuni esempi europei il Ministero del Turismo è stato aggregato a quello per la tutela dell'ambiente e con le deleghe anche per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Turismo, ambiente, energie rinnovabili è già oggi una visione strategica. Ogni intervento, anche infrastrutturale, e in alto a destra si riporta una strada con il sottopasso, dobbiamo porci l'obiettivo di progettarlo in armonia con alberature e quinte di verde affinché il risultato ottimizzi gli impatti per ottenere sul piano turistico un adeguato valore percepito. Nella tabella in basso a destra, per materiali, alberature, illuminazioni, sedute e arredi urbani, viene indicata la soluzione migliore adattabile alle strade, ai parcheggi, ai percorsi, alle piazze, ai parchi e alle altre strutture. Il risultato estetico e l'afflato emozionale che ne deriva sono obiettivi importanti per un territorio con vocazione turistica, insieme alla continua manutenzione. Ricordiamoci che cittadini e ospiti turisti giudicano tutti i luoghi dai particolari e basta compiere un errore in uno solo di questi aspetti per deturpare la percezione positiva dei territori. Credo ormai a questo punto del corso di avervi comunicato quanto sia ampio il tesoro degli italiani, che vorrei citare ricordando la presenza nel paesaggio di 45.000 fra castelli e giardini, 30.000 dimore storiche e 1.500 laghi in totale. Peraltro, a conclusione di questa parte, ricordo che dovremo meglio curare gli ambiti urbani come le vie commerciali in un centro storico e anche i litorali balneari. Per le vie nei centri storici maggiore attenzione va posta ai parcheggi,
da rendere gratuiti per chi acquista nei negozi. L'estetica delle vetrine dei negozi deve essere coordinata e queste sono da illuminare anche di notte a negozi chiusi. Bisogna poi animare le vie con piccoli eventi diffusi, pianificare anche luoghi per mostre ed eventi al chiuso. Nella sostanza, una via commerciale in un centro storico o in un ambito urbano deve essere attrattiva con ampie offerte commerciali, prodotti tipici e il gusto umanistico del rapporto fra cliente e commerciante, affinché sia un'alternativa ai grandi centri commerciali che in questa fase prevalgono. L'obiettivo poi di pedonalizzare i centri storici, impedendo il transito delle automobili, deve essere interpretato, a mio avviso, con flessibilità, perché questo non rappresenti un ulteriore ostacolo per coloro che vorrebbero vivere in un centro storico. In ambiti storici bisogna programmare un posto automobile gratuito e interrato per ogni famiglia residente. La percorrenza delle vie con le automobili deve avvenire installando rilevatori automatici solo con poco traffico e accettabili interferenze fra automobili e pedoni, residenti o turisti. Le immagini di turisti che percorrono i centri storici, avendo nelle vicinanze un ampio traffico di automobili, ci rimandano a problemi ambientali, nonché ostacolano le esperienze emozionali. Tali temi, per mia lunga esperienza, sono complessi e servirebbe in Italia una norma specifica per valorizzare i tanti centri storici diffusi nel territorio per residenti, clienti commerciali ed ospiti turisti. Siamo in un tempo dove, se i centri storici, anche piccoli, fossero attrezzati con ampi servizi e sistemi per le comunicazioni multimediali, potrebbero attrarre nuovi residenti e turisti che dopo il coronavirus sognano luoghi autentici, creativi e sicuri per una vita più lenta, armonica e ampia di valori socioculturali. Anche nei litorali marini, e su questo ho notato negli ultimi anni che molte regioni si sono dotate di strumenti urbanistici e linee guida evolute, bisogna ottimizzare le differenti esigenze e componenti viarie. Lungo le spiagge, con stabilimenti balneari, occorre pianificare ampi percorsi pedonali e ciclabili, zone verdi attrezzate con molta cura per le alberature che devono creare una zona intermedia, una buffer zone, utile anche per attutire i rumori delle automobili. Si tratta di realizzare con maggiori risorse pubbliche veri assi attrezzati fra la costa balneare e i vicini ambiti urbani. Le aree a parcheggio per residenti e turisti fra la costa e le zone urbane dovrebbero essere mimetizzate e anche interrate. Questo per realizzare sopra i parcheggi interrati le zone verdi, le vie pedonali e ciclabili con balconi d'affaccio sul paesaggio marino. Nel corso degli ultimi 10 anni, visti i crescenti modelli applicativi, è stata meglio specificata l'idea di città smart. Questa non è solo uno spazio evoluto in tecnologia e sistemi informativi, ma è un luogo in grado di combinare i fattori in modo continuo per integrare idee, persone e attività. Si tratta di una metodologia culturale e sociologica, ove emerge una nuova materia prima,
il saper mettere insieme. Viviamo un mondo che crea troppe informazioni e quindi bisogna saperle più selezionare per collegarle meglio fra loro. Questo quadro si completa con il nuovo concetto di confine di un territorio. Infatti, chi risiede dentro il perimetro di un luogo, vista la crescita dei social network, è stabilmente collegato per finalità socioculturali e professionali con amici fuori dal perimetro del luogo. Ciò crea un territorio allargato, ben diverso e più ampio rispetto a quello fisico reale. La parola smart è stata quindi ampliata nei libri citati nella diapositiva dal termine land, estendendo l'obiettivo di mettere insieme idee, persone e attività non solo in una città, ma in un intero territorio e per fare sistema. Nella mia esperienza spesso ho sentito la dizione fare sistema, ma più raramente tale strategia ha trovato forme applicative virtuose, perché essere un luogo system, in generale nel turismo, significa modulare i propri obiettivi personali e singolari per privilegiare quelli collettivi e legati al sistema territorio. Le piccole comunità diffuse in Italia, che non superano i 1500 residenti, citando modelli europei e internazionali, devono raccordarsi di più su temi e servizi anche turistici, visto che i sistemi si ottimizzano quando connettono fra loro almeno 50.000 residenti. I singoli elementi di un territorio, anche nel caso di strutture ricettive, trasporti e servizi per il turismo, tenderanno ad essere autonomi sul piano energetico e in modo crescente si svilupperanno nuovi materiali per costruire pannelli fotovoltaici leggeri, flessibili, trasparenti e più efficienti, anche installati nelle pareti vetrate degli edifici. Prevedo in futuro applicazioni più micro, autonome, collaudate nel piccolo, che poi verranno replicate e connesse a rete per un adeguato scambio fisico e informativo. Saranno sempre più le persone e anche i viaggiatori che sceglieranno i luoghi per la loro capacità di saper ridurre i consumi, tutelare l'ambiente e proporre stili di vita più armonici fra ospiti e paesaggio. Tali aspetti, nati per evitare l'inquinamento, si evolveranno in forme etiche e assonanti a pacchetti turistici sostenibili. Già ora, se si fornisce l'energia elettrica con la garanzia che è stata prodotta da fonti rinnovabili, senza quindi consumare risorse naturali, i clienti sono disponibili a spendere in più sino al 20%. Un dato questo che, seppur teorico, fa emergere queste nuove e chiare tendenze. Ho citato il saper produrre il risparmio, sottolineo, saper produrre il risparmio, indicando con ciò le tecnologie in grado di farci risparmiare almeno un 20% nei consumi di energia, acqua e producendo meno rifiuti a parità di servizi e qualità. Se pensiamo alla produzione di energia con fonti rinnovabili, ricordiamoci sempre che la prima forma produttiva è risparmiare e non sprecare, applicando nuove tecnologie e soprattutto un rinnovato stile di vita. Questo vale anche per le risorse urbanistiche
E nel valorizzare il paesaggio turistico, più che a nuove volumetrie, ripeto, più che a nuove volumetrie, dobbiamo pensare a riqualificare quelle già esistenti con una maggiore qualità e più efficienza energetica. Nel prossimo periodo, dopo il tempo del coronavirus, saremo più attenti agli spostamenti che avverranno se ritenuti utili ed essenziali. Non sarà facile tornare ad un equilibrio, dopo che per lungo tempo abbiamo legato il distanziamento sociale al concetto di sicurezza anche nel viaggio. Occorrerà che le mete turistiche puntino di più su autenticità e qualità per attivare una forte motivazione nel viaggiatore e attrarlo verso le destinazioni turistiche. È matura la decisione che ora raccorda i produttori di ampliare più la produzione di veicoli elettrici nei trasporti per le automobili, e questo includerà la produzione di batterie ad alta intensità con materiali quali il grafene, aumentando l'autonomia dagli attuali 200 km sino ai 2000 km circa. La prospettiva sarà poi l'autonomia dei veicoli che dovranno captare senza ricarica l'energia che serve per muoversi. Scenari che già ora devono guidare la pianificazione turistica del territorio verso un maggiore utilizzo di auto elettriche per ampliare la sensibilità ambientale percepita dall'ospite, sino a sperimentare il recupero dell'energia del vento prodotta dalle auto vicino alle strade. Tali paesaggi ecologici diventeranno, a mio avviso, anche nuovi poli attrattivi da visitare sul piano turistico. Sono molte ormai le applicazioni anche di alberi sintetici, mimetici, simili a quelli veri, costruiti con foglie che si muovono con il vento, producendo energia eolica, a cui si aggiunge quella prodotta dalle superfici fotovoltaiche di cui sono fatte. Un ultimo quadro in questi temi, sulla crescente importanza per il turismo della smaterializzazione degli oggetti, anche di utilizzo quotidiano a partire dai telefonini, sempre più sottili, flessibili, immateriali, dalla meccanica all'elettronica, al digitale, sino all'immateriale, sino agli ologrammi, nuvole che disegnano oggetti, attivano le informazioni, la segnaletica, e che avranno molte applicazioni anche nei beni culturali, nel turismo e nell'ambito paesaggistico. La convergenza tecnologica, e cioè gli oggetti che svolgeranno molte più funzioni insieme, ora magari attivate da singoli elementi, e la smaterializzazione a cui mi riferivo ci ricondurranno verso stili di vita più spirituali e umanistici. Il fenomeno è ancora all'inizio e modificherà anche la domanda turistica. Comunque la futura camera d'albergo, magari gestita con la domotica evoluta, in modo automatico e comandi a voce o visivi, non potrà mai fare a meno dell'empatia che sapremo trasmettere in modo umanistico per far sentire l'ospite atteso. Ripeto, per far sentire l'ospite atteso. Così le tecnologie tridimensionali, sino agli ologrammi, per valorizzare i beni culturali e simularne le forme originarie, i colori e i luoghi, non potranno mai sostituire l'esperienza di guardare, sfiorare e toccare, se possibile, un'opera d'arte,
per attrarre a noi l'energia d'amore insita nella bellezza.